Bella Radio TV presenta Bella on the road. Si scende in strada con artisti protagonisti. La radio e la TV in giro per la città. Bella on the road. Sali a bordo. Eccoci di nuovo qui sulla nostra car, la nostra la nostra bella car. La bella car mi piace, la bella car. Oggi pioviggina un po', il tempo oggi è capriccioso, ma noi siamo belli, pimpanti e sorridenti. È vero. Sorridi. Sì. A 42 denti. 365. Ciao belli di bella, benvenuti. Altra puntata, devo dire, secondo me molto bella oggi. Oggi andiamo a prendere un grande ospite e io lo vedo già. Anch'io è lì pronto. E allora con il suo scopriamolo cappellino. subito. Vediamo chi c'è con noi. Dove vai? Buonasera. Dove vai? Ciao Andrea. Buongiorno, buonasera. Buonasera ci può stare, perché già abbiamo detto quest'ora non mi sveglio mai. che il tempo è un po' piovoso. Mi sento un po', come si dice? Preso Come delle sei nuvole. sconcertato? 3, 2, 1, scheda! Abbiamo visto la tua scheda. Che è successo? E lui- No, niente, stavano le autoscontro. Stavamo dicendo che lui Abbiamo visto la tua scheda. Ecco, non si sveglia mai a qu'ora perché lui la notte vive la notte, il giorno È dorme. vero. Vero che tu Infatti il giorno... vedi, mi sono svegliato io, pioggia, il sole non c'è. Cupo, Andrea Z. Solino. Allora No, quando no. ci saranno le giornate cupe saprete che è perché Andrea Z si è svegliato prima Ho rispetto al seccato sole. anche il giorno giusto. Bellissimo. Il sole a me non piace il sole, mi piace stare con la luna. Vabbè, d'altronde Arrivo dai, di notte, veniamo da una stagione che è stata l'estate caldissima. Infatti. Ecco, quindi Hai lavorato tanto. Tu ci credi che non sono stato una volta a mare? neanche io quest'anno neanche un bagno. L'altro giorno lo raccontava alla Milano, neanche un bagno. Io sì. Grazie per la solidarietà che Prego, ci dai. No, non l'abbiamo su Facebook, abbiamo visto le foto, che tu fai la bella sì, vita, no? Sì, la bella vita. Siamo noi che siamo, Mozzarella, Guarda guarda. qui, a parte che il mio braccio è minuscolo rispetto al vostro, non so se si nota, però. Iringo. Comunque, dove andiamo? Ragazzi? Allora Andrea Z, noi adesso fuori, gireremo, passeggeremo. Vuoi andare Lasciate all'aeroporto. all'aeroporto, Andrea. Andrea, stai lavorando tantissimo. Diciamo che hai avuto un'estate pienissima di impegni. Non volente non di giorno ma di sera. Bello, si torna sempre alla notte qua. Vero, Tu hai iniziato così, come diciamo sempre, ti sei fatto queste valigie, sei partito a Napoli. Mi sono divertito. Però secondo me la cosa più Io non sono bella... andato a Napoli per lavorare, No, per cantare. tu ci sei andato divertito. per divertimento. No, io ci sono andato così, ho passato un bel periodo. Però mi sono divertito anche, dai. È vero. Una bella esperienza. Il vero successo di Andrea Z è nato dopo, quando sei ritornato a casa. Dopo, sì, dopo un anno. Sì, perché sono stato un anno fuori, cioè 8-6 mesi fuori, ma non ho fatto niente, io là mi divertivo. Si divertiva, faceva la bella vita. Beh, lui. tra Non facevo niente. tra l'altro Ho conosciuto tantissimi artisti, ho fatto tante divertivi tra gente importante, attenzione. Sì, certo, ovvio, ho fatto tante ospitate. Non le ho fatte a casa, ma le ho fatte fuori. È vero, vabbè, ma la gavetta dove si faccia, voglio dire, È sempre Ospitate lì importanti anche con Gigi D'Alessio. È vero, anche è con vero. Annata D'Angelo insieme. È vero, con la sua bravura, con le sue canzoni che tra l'altro scrivi. Ecco, io voglio arrivare qua. Da quando bravo. lui ha scritto Il primo disco Eterno Amore. esatto, da là La prima è canzone che ho cambiato. scritto Eterno Amore. Eterno amore. Infatti ho messo il titolo del disco, ho messo appunto Eterno Amore. Eterno Amore, è vero. Adesso invece da poco è uscito il terzo lavoro. Il terzo lavoro discografico. Il clip molto importante di Andrea è stato Danzami nei sogni. Quello no, sì, come no, Quello quello è l'unico video. video dove io mi sono impegnato tanto, Quello è perché stato dovevo un video. fare una cosa. Ma è uscito fuori un bel lavoro, fuori dal anche normale. voglio dire, anche Nokin, ha messo Sì, tutta che la sua salutiamo, bravura, perché in qualche modo abbiamo 2 mesi di lavori. abbiamo Mi visto ricordo. Salvatore Sorriso, che Che salutiamo anche tutta la salutiamo famiglia, Questo brano che ha suscitato. canta insieme ad Andrea Z, voglio dire anche Sì, abbiamo fatto un grazie agli miracolo, effetti speciali, voglio dire, quindi è stato un molto lavoro bello, pesante, è molto pesante bello. in tutto, perché È vero, è stata è dura da. Cioè all'inizio sì, con le parole uno diceva vabbè facciamo sto video, no? Certo. Poi ci pensavamo, ma che come lo Come dobbiamo lo fare? dobbiamo Effettivamente, Pensando poi, ma come lo dobbiamo Nokin fare? è stato molto bravo, voglio Però, dire, a fare questo. sì. E invece l'Andrea Z fuori dal canto cosa fa? Cosa fai? Dormi. No, dormi. A me dopo il canto, nel senso quando finisco di cantare io voglio essere
voglio la mia vita normale, non mi interessa essere Andrea Z l'artista. Mi piace tornare nella normalità. realtà, alla vita di tutti i giorni. C'è chi ci rimane, invece io voglio tornare. Bella, molto bella, molto bella, molto bella. E poi insomma, Questa canzone ha una storia pazzesca, cioè veramente. È vero. No, una storia pazzesca nel senso, c'è tutto, collega tutto. C'è pure un lancio. di fermarvi e quella macchina in realtà è ferma e voi siete là dietro e vi accorgete dopo un Sempre, po'. sempre quando tipo sono col telefono che tu ti metti a chattare, no, convinto. Vabbè, quello può anche. E sei là e tipo poi a un certo punto ti rendi conto e fai Ti rendi conto cavolo, che sei vai da solo. fermo, vai Quando sei al fermo. semaforo, ad esempio, sì, a volte sono al semaforo fermo. Tipo prendo il telefono, mi accorgo che tipo che sono solo. Non c'è più nessuno e lui è ancora Perché lì. poi non senti manco quando ti suonano. Praticamente sono passati 20 rossi, 20 verdi e lui ancora è lì magari Bello. che si sta facendo. Hobby di Andrea Z, cosa ti piace fare ad Andrea Z a parte cantare? Piace fare? No, a me piace giocare anche a calcio, attenzione. Non è che non ci gioco da 2 anni. Però cioè che faccio? Durante il giorno, cioè, ti dico la verità, non faccio niente per adesso, nessuno. Rilassato. Ti riposi, per adesso ti No, riposi. rilasso, io mi alzo, cioè, mangio, mi sveglio, mangio. Una faccio colazione. colazione, però non faccio niente di particolare, E poi quando scrivi? Quando scrivi di notte. Ti viene così? Sì, lo so che No, ti ti dico la viene verità, così, cioè oppure io ti magari siedi? tipo, tu sai come Ci sono le giornate che magari tu ti metti e non ti ti esce niente, o non così ti esce, uguale. magari tu stai dormendo, sei a letto, tipo, ti svegli, pensi, sì. tipo, È vero, è una vero. melodia, no? Una. Io uso molto il telefono. Io prendo il telefono, Io uso molto il telefonino. Soprattutto quando sono in Col macchina. telefono, oppure magari tipo tu ti memorizzi, ti passa una melodia in testa, Sì, no? è vero. Vabbè, penso che lo sento, no? Sì, certo, assolutamente. No, Cioè, lei- io faccio lei- così, tu come fai, Nico? Lei quando gli viene qualcosa in testa cosa fa? Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Non è Perché lei vero, pensa sempre di questi stare sempre in radio. messaggi. Sì. Non Mamma mi mia, come fai? rimprovera È che stressante. perché Guarda quanto è brava la Milana, adesso ti darà il consiglio per trovare la forza di volontà. allora per trovare la forza di volontà durante le giornate. No, aspetta, devo fare l'effetto però, aspetta, mettiti più avanti. Guarda che effetto che gli faccio. Effetto aria? Sei pro? Sì, vai, mettiti più avanti. Non c'era frega. No, funziona. Era l'altra macchina quella dove mi volavano i capelli. No, ma ti volano, vediamo. Non ti volano? No, Peccato, no. era Con questo bellissimo. no, con questo Sembravano no. sul Titanic, gli volevano tutti i capelli. Ah, non ci pensi. Niente, vero? Un po' così, Ti volano? un po'. Sto guardando, sì, questi, tutti dallo stesso. Salve, Buonasera! siamo in diretta su Bell on the Road. Ma di dietro c'è la Complimenti alle turiste, te lo puoi dire, complimenti. Ci inquadrano anche da fuori, come si Sì, abbiamo sì, anche sì, i sonni sì, fuori sì. che. C'è anche la salutiamo regia anche i esterna. sonni. Qual è quella canzone che Andrea Z quando è in concerto, da quando è partito ad oggi, non è mai mancata? C'è. Voglio ti cerco. Cioè quello C'è. è diventato un tormentone, veramente. Senti, intanto ti volevo dire una cosa, questa è una strada che io durante le No. puntate di Bell on the Road faccio spesso, perché Sì. in realtà io penso che la vera Catania sta qua, voglio dire nella periferia, non al Corso Italia, eccetera, eccetera. Ci Quindi- passa anche la tua amata Sandra? E come no, questa è la via Plebiscito, il cuore di Catania. Tu che rapporto hai con Catania? Cioè voglio dire, quanto sei legato tu alla città di Catania? In questa zona ci sono cresciuto, Qua c'è abita mia nonna. Ciao nonna di Andrea Z! No, qua dietro, no, veramente, io ci camminavo qua quando ero piccolo. Cioè questa è la mia città, ovviamente il mio punto è questo. Ma voglio dire, saresti capace di allontanarti da qua? No, un da Catania giorno. mai. È vero? Non ce la Alla faccio. fine le radici chiamano. Che sono stato fuori, attenzione, ho vissuto fuori a Napoli. Però diversi- uno ma anche deve- quando vado ora, cioè io appena finisco di cantare. Deve devo tornare, ritornare. cioè, deve non ce la ritornare. faccio a stare fuori. Deve E ritornare. a te ti è sempre piaciuto cantare, no? Sì. Però cioè diciamo che quando avevo l'età di 20 anni, 19, 21, 20, non avevo mai pensato di diventare magari un giorno che ne so, un artista, no? Di Vero? fare il Non cantante. avevi mai pensato di arrivare Zero. Ho sempre cantato a casa con gli amici per le feste tra di noi, Però cioè, provavo timidezza, cioè, mi vergognavo troppo a cantare, proprio a fare l'artista, a fare il cantante, a fare il disco, a fare le cose. Certo che devi metterti su un palco, No, non ce la intrattenere il facevo tuo proprio. pubblico. Vabbè, lì non ne so qualcosa. dai. Sì, è Lo so vero, pure è io, lo vero. so pure io, mi ricordo i primi Ma concerti la di cosa- Andrea Z, la- mi ricordo. ma Adesso la- mi voglio mangiare proprio tutte cose. Beh, ma Adesso si perché? lancia lì, Tutte cose guarda. senza il pum, cioè mi piace, adesso mi piace proprio assai. Certo, è vero. Sono mai capitate cose strane da parte delle fan? Qualcosa di strano. Che dobbiamo dire? L'evento più strano, non tutti, una cosa strana.
Adesso, cioè, fammi capire cosa vuoi sapere, no? Non lo so, Sono tante cose strane che qualche succedono. Celani, per lettera favore, trovi non sotto, fare la che saga. ti sta 3 ore sotto ad aspettarti pur di farti una foto, qualcuno che ti questa apre è lo una cosa- sportello e si inficca in macchina con... Ah, non questa so, è una cosa strana. normale. Ah, è normale? Vabbè, ci sono tanti ragazzi che ci provano comunque. Vabbè, dai, sappi che novità. No, la cosa... Vabbè, è normale, dai, una capita, cosa dai. più matta. Che cosa vuoi Qualcuno che sapere? mentre Dimmi. tu guidavi ti ha aperto lo sportello e si è catapultata dentro la macchina. Non so, una cosa strana qualche Ah, fanno. succede, non è... Che Sono devo troppe dire? cose Va bene, insieme, non rimane, ti- ma la vuoi Quelle sono fare? cose normali, però cose strane ne succedono abbastanza, eh. Certo. Va Cioè, bene. lei non lo sa, perché anche lui è cantante, è artista come me. È Questo è importante bello. comunque avere una figura accanto, come l'amore, diciamo, no? Io chiamo l'amore, lo dico, l'amore. per me l'amore è quello, no? È vero. Senza amore uno non riesce a scrivere Non niente. puoi no? nemmeno scrivere certe canzoni, È perché per vero. scrivere certe canzoni sono comunque delle emozioni che hai nel cuore. Perché, Cioè, non- sono cose che devi sentire, perché se tu... E se magari- Andrea Z non avesse fatto il cantante, che cosa avrebbe fatto Andrea Z? Questo non lo so. Però non ci hai mai Oh, pensato? non lo so, no. Non hai mai- Sinceramente no. Non hai mai pensato cosa voglio fare da Possibilmente avrebbe grande? aperto lo stesso il bar. Vabbè ragazzi, il bar ce l'ho, cioè, Ecco. lo sappiamo. Beh, più di fare quello, cioè nel senso avere il bar. Avresti condotto una vita Sì, sì, normale, sì, voglio sì. dire, non avresti avuto... Ma io ci vado sempre, comunque il È pomeriggio, vero. quando sono qua sono sempre là, cioè quando sono a Catania ci vado sempre, per me quella è casa mia. Bene, bene, bene. Quella è la fonte Scelti di il vita bar, principale, no? Il cantante. Sì, sì. questa è Però non ci la posso più realtà. stare perché le persone vengono, ragazzi, Eh mezzo le beh. foto, non si può stare più tranquilli. Beh, ma tu Ogni lasci, tanto- così viene la gente, il bar lavora. Ecco. Infatti, sai, È vero anche un po' che- l'incassi è salito. Ogni tanto è anche vero che vuoi fare un po' una vita più tranquilla, tipo ti siedi da È qualche vero, è parte, ti mangi una pizza Cioè, più... a me piace, tipo, piacere. Sì? Stare fuori seduto al bar, no? Adesso non ci posso più stare, anche perché là è un quartiere, diciamo, una zona un po' Certo, è un po' più movimentata, più no? popolare. Possibilmente poi sì. ogni giorno ti spunta sempre la stessa persona che ti chiede la Bravo, foto. ce n'è Sempre una- quella, tipo, ma non ci siamo visti ieri! Bravo. Scusa, ieri mi è venuta Però io sfocata. sono così, Ieri alla l'ho fine vestita io la diversa. faccio tranquillamente, cioè, senza problemi, dai. È vero, è Senza vero. problemi. Anche quando uno è scazzato cerca di fare un sorrisetto, dai. La Va madre- bene. Cioè, È l'ultima vero, è volta vero, secondo me è è uscito sparaflesciato, Ti ricordi, aveva no? gli occhi tipo fucsia. A fare quella- E gli erano usciti praticamente da tutti i lati quelle foto, però è Non è il una nostro cosa lavoro, simpatica. che dobbiamo fare? Niente, bisogna divertirsi. Cioè, a volte capita, ci sono anche concetti dove non posso fare le foto, ma non perché non le voglio fare, perché tu sei sai, a troppi. volte Certo, in poi- concetto tipo in piazza è impossibile fare le foto. È vero, Poi è fai a vero. fare tipo 1000 È foto. vero, magari 500 uno foto. Anche perché- preferisce andare via perché... E poi comunque è scorretto Non puoi che magari con accontentare 10 magari le fai, 20 persone e gli ecco, altri, gli non è altri giusto. 900, 400 che sono. Non li accontenti, no, È non vero, è sarebbe vero. Poi ci sto male sta cosa. Sì. Ci penso. Nuovi progetti di Andrea Z quali sono? Quali sono? Li vogliamo sapere? Allora, Ecco. nuovi progetti. Progetti per il Sicuramente 2018. verso ottobre, Sì. fine ottobre uscirà un nuovo singolo. Novembre, Ah. anzi inizi novembre. Novembre. Purtroppo non ci dobbiamo fermare mai. Nino, Bravo. lo sai Questo è com'è. vero, questo Dobbiamo è dare vero. sempre la novità perché ci sono oggi altri artisti che sono sempre pronti magari a darti sopra, no? Addosso, Addosso. Quindi cerchiamo sempre di non fermarci mai, di dare sempre novità, di fare sempre cose belle, È vero. di non fermarci mai. Se ci fermiamo, Siamo perduti. Siamo finiti. Hai capito Milani? Sì, Non chi si ferma è fermarti perduto. che sei perduto. Va bene, quindi quindi fine sicuramente uscirà un nuovo singolo entro novembre, dai. entra novembre. Bene, allora Anche perché attendiamo. ancora ho pochi poco. brani, ragazzi. Sì, Ho pochi- ancora. a parte il disco che è uscito adesso, Stai però ho continuando pochi a brani scrivere? perché quando vado a Vabbè, cantare. dico, ma alla faccia dei pochi brani, voglio dire, stai lavorando così tanto. voglio Sì, dire. però magari avere qualche brano in più. Certo, Ma vabbè. tu male, adesso no? stai continuando a scrivere. Certo. Io non mi fermo mai, io scrivo una parola magari oggi, una domani, una dopodomani, non mi fermo mai. Scrivo sempre. Però dare la novità non è facile. È vero, questo sì, questo è Però vero. secondo me la canzone giusta l'hai beccata. Un'altra canzone molto bella, Buonanotte vita mia. Ecco sì, questo Ah, ho condizionato. da centro. Che cosa? Questa sì è stata anche abbastanza richiesta su Bella Radio. Sì. Però poi dopo un periodo, cioè non puoi richiedere sempre le stesse canzoni su Bella Radio, no? Sì. Per questo uno deve fare le novità. Sì, è vero, vero, la è novità. Che uno può richiedere per la buonanotte vita mia, sì. I primi giorni ricordo, i primi giorni c'era una marea di richieste. Ma- Però poi col tempo, perché chiamano le stesse persone, siamo sempre a Catania, ovviamente No, chiamano. no, poi- ma ti dico, noi ci contattano. Chiamano da tutte le da parti, tutta la attenzione. Sicilia. Però c'è stato Buonanotte vita mia, adesso è più bella una stella. Però voglio dire poi a richiedere sempre la stessa cosa poi diventa pesante, no? Quindi uno Certo. cerca di dare un po' la novità. La novità, qualcosa di Anche- Sento a volte se che voglio dire- chiamano da Pachino, da Siracusa, Sì, da Messina, da dappertutto, Palermo chiamano. Dappertutto.
Però le persone che ascoltano Bella Radio, nel senso, se io ascolto Bella Radio sono sempre io, nel senso, Sì. le persone sono sempre quelle, anche se sono da Palermo, da Messina, da tutta la Sicilia. Vogliamo Quindi uno tutta dobbiamo la- dare la novità anche a Bella Radio, senza- Certo, Bella Radio ti vuole Io non bene, faccio, lo so. non ho mai fatto pubblicità da nessuna parte, ti dico, cioè, lo sanno tutti, Io faccio pubblicità nella mia città, Catania. Come i napoletani fanno pubblicità a Napoli. È vero, è vero, è vero. Ogni cantante prende la sua La città. sua Cioè, a me, città, non mi- la a me città, non no? piace, che ne so, andare in altre città, altre radio, altre tv, non faccio nome, anche perché non le dico. Cioè fare pubblicità fuori, ma che me ne frega, una cosa se deve funzionare, funziona, ti ripeto, anche senza fare Sì. pubblicità fuori. È Uno vero. la deve fare. Ragazzi, non andate a fare pubblicità fuori da Catania, non ha senso sta cosa. Ecco, Io non ho mai fatto pubblicità fuori Catania, né Palermo, né Messina, né Reggio Calabria, né Bari, né Taranto, né niente. E tanto sto cantando ovunque. Eppure Andrea Z Dobbiamo c'è. puntare, prima si deve esplodere. No, a me che Codalessio mi disse: Andrea, tieni sto disco, torna a Catania, diventa Andrea Z Catania, e dopo Catania, se riesci a spaccare a Catania, spaccherai ovunque. E così è stato, È Quindi vero. ragazzi, è inutile che andate fuori, io ve lo dico per esperienza. Me lo disse un grande maestro come che Codalessio, non fare pubblicità da nessuna parte. Senti Z, prima di Dina, salutarci, Sì, che dobbiamo salutare. c'è la Milani che ti deve fare l'ultima domanda. Sì, che è complicata. No, non mi dire. c'è Allora, una è storia. la domanda più semplice del mondo. Sì. Ma noi ogni volta poi Quella le semplice è per me, quella più difficile. Quelle risposte ogni Vai. volta ci vengono le crisi. Vai, poi Milani. ti diremo fuori onda. Vai. Vogliamo sapere, prima di farti scendere e concludere, il sogno nel cassetto di Andrea Z. Ce ne sono tanti. Quello Però più importante, ne quello vogliamo più sapere uno importante. solo. Cioè, Mary, io non chiedo niente. Io voglio solo, cioè, a me piacerebbe fare, cioè, tante cose, attenzione, cioè, il sogno di un artista, magari Certo. tu piacerebbe andare a Sanremo, no? Invece Certo. a me non mi interessa. Continuare a fare quello che sto facendo e non fermarmi mai, continuare ad andare avanti, fare grandi concerti fuori. Continuare a Mi crescere. accontento di questo, non chiedo niente in particolare, quello che viene mi prendo. Bello, Bravo, bello, Andrea bello, Z. Non bello, punto a bello, niente, bello, uno bello. deve stare Con così, i piedi per tranquillo, terra. con i piedi per terra, quello che viene ti prendi. È vero, è Sono vero. d'accordo. Dura un anno, Questo è dura molto- 2 anni, dura 3 anni, quello che è. L'importante è che Che c'è? Lo fai lo faccio con amore, con e con serenità. tranquillità. Questo Volevo è diventare Andrea Z, ci sono riuscito. bello. È vero. Però E si continua a camminare, con le io proprie voglio solo, gambe, bravo, Andrea, voglio sempre. solo durare, nel senso col tempo. Bene, e noi te lo auguriamo. Non pretendere niente. Te lo Mai. auguriamo di cuore, Abbiamo veramente. finito qua. Abbiamo finito, Andrea. abbiamo finito. Sì, perché poi il direttore, sai cosa fa? Avete sforato, abbiamo sforato. E poi Ti sei Mi divertito? devo Andrea? bagnare, sì, è stato bello. Una bellissima esperienza. Io ho visto queste cose che ho sentito la pubblicità, no? Ho detto, ma mi veniva la pubblicità. Ma che- pensavo, che cosa dobbiamo sarà? fare? Cosa sarà? Avevo l'ansia stanotte, ho detto, ma che No, è dobbiamo un no, fare? modo invece diverso, non è stato è un modo bellissimo. diverso No, di invece è una farsi cosa bella anche conoscere. perché a cioè, nella nostra città mancava una. Ma di solito la gente ti vede sempre sul palco, no? E allora non sa Sì, magari, ma che Andrea fa? Però non da so, abbiamo normale. detto 4 cavolate, Sì, abbiamo ma parlato di tutto. il Siamo senso è questo, il divertiti. senso è questo. Di Siamo, vedere come siamo qui siamo. dentro e No, chiacchieriamo. comunque è una cosa bella, non che mancava la nostra città a noi, No. cioè mancava una radio che magari Proponeva queste cose. queste cose, Tutte è una cosa innovative, bella. È stato studiamo la molto notte bello. pure noi. È stato molto RTL a noi ci fa un baffo. Sì. Andrea, buon viaggio per Grazie, stasera. Andrea. Grazie. Mi raccomando, continua a essere sempre come sei. Ma posso perché il togliere questa? segreto Acind, lieve da Ah, Acind. lieve da Acind. Lieve da Acind. Il segreto di tutto Ciao, questo grande è Andrea. proprio perché sei come Ragazzi, è sei. stato un piacere. In veramente. bocca al lupo per tutto. Mua, Al prossimo sempre in gamba. On the road. Yeah, yeah, al prossimo on the road Dobbiamo che- fare un altro, che ne Certo so. che le faremo. Le faremo. Stavolta sarò Le più- faremo. Adesso che so cosa vado incontro sarò più preparato. Bravo. Effettivamente. Questa volta porto le basi, andiamo. Bello, questo non questa sarebbe cosa male. carina. Questo non è Va male. bene. Ciao, Andrea Grazie, Z. Andrea. Ci vediamo Ciao presto. ragazzi, un bacio. Ciao, Andrea. Ciao. Hai visto che bello quando magari voglio dire la gente conosci in un altro modo, voglio dire l'artista, no? È bello, Bene, poi bene, comunque Andrea bene. a me piace tanto, è un ragazzo molto Sì, umile, sì, con i piedi sì, per sì, terra. Mi è è piaciuta vero. questa puntata. È tanto. vero, è vero. E adesso, dopo che mi è piaciuta la puntata, Ti lascio a casa perché di te non ne posso più. ma che devi smettere? Io ti faccio compagnia, sono così Ciao, on the simpatica. road. Ciao cari. No, non andiamo a mangiare? Bella on the road. Si scende in strada con artisti protagonisti. In strada, la radio e la TV in giro per la città. Bella on the road. Sali a bordo.